A favore di una nuova legge sulla legittima difesa anche il giurista veneziano Daniele Trabucco, in visita alla madre che vive proprio alla Gazzera. Devo dire la verità che io fino a questo momento non mi ero ancora espresso sul tema, credo che però la norma così com'è, ricordiamo che il nostro codice penale risale al 1931, quindi non è proprio dell'altro ieri e necessita sicuramente un adeguamento, ma l'adeguamento, ripeto, riguarda proprio la natura giuridica dell'istituto, che appunto oggi è considerato come una scriminante e non come un diritto. Probabilmente l'esperienza di altri ordinamenti giuridici, penso a quello degli Stati Uniti d'America, dove la legittima difesa è un diritto soggettivo, potrebbe aiutare anche in Italia a cambiare prospettiva e a cambiare tipo di impostazione, perché la legittima difesa nel nostro ordinamento italiano è una scriminante. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire che è una causa oggettiva di esclusione della configurabilità del reato, non è un diritto soggettivo. Quindi sarebbe opportuno, alcuni penalisti importanti del nostro paese hanno spinto perché la norma in qualche modo venisse modificata, ad esempio sulla scia di quanto avviene nell'ordinamento americano, cioè di fare in modo che la legittima difesa, più che una scriminante, sia un vero e proprio diritto soggettivo azionabile dal soggetto. Di seguito, ecco spiegata come avverrebbe la modifica della legge vigente. Per fare questo cambiamento è necessario intervenire per via legislativa attraverso una legge del Parlamento che modifichi, che intervenga proprio sul codice penale, in particolare sull'articolo 52. Dovrebbe esserci, come tutta una legge ordinaria, la maggioranza semplice, quindi una volta che sia rispettato il quorum partecipativo nelle due Camere, essendo una legge ordinaria basta la maggioranza semplice, cioè che i sì voti superino i no. Ma il docente esperto costituzionalista però mette in guardia: nella nostra Costituzione non c'è posto per il Far West. Ovviamente con tutta una serie di cautele per evitare ovviamente un Far West che creerebbe poi una situazione di incontrollabile anche proprio sotto il profilo dell'ordine pubblico.